Grazie Luca. Ok, accetto. Grazie Luca e buongiorno a tutti quanti. Sì, oggi voleva essere proprio un laboratorio di co-design, quindi la parte più operativa. Adesso noi come agenda digitale, come vi spiegava Luca prima, abbiamo una serie di materiali dovuti, dei video fatti con il Fondo Innovazione. Vi condivido nel frattempo anche così capiamo esattamente di cosa sto parlando e ve li faccio vedere. Allora, al Fondo Innovazione noi abbiamo attivato due strategie di comunicazione. La prima è aver fatto dei clip su alcuni servizi, li abbiamo proprio fatti noi come agenda digitale. Un altro è stato il percorso che abbiamo fatto con 150 studenti dell'Università di Padova Scienze della Comunicazione, dove abbiamo chiesto di utilizzare anche un linguaggio un pochino più semplice, più vicino magari al cittadino anche di una fascia d'età più giovane, in modo da avere appunto del materiale da dare a noi come agenda digitale, ma soprattutto anche ai comuni. E poi assieme a Francesca poi vediamo come si redige un piano editoriale. Chiaramente questo webinar vuole essere un po' da una parte l'utilizzo di questi strumenti che abbiamo a disposizione, quindi metterlo per far utilizzare appunto anche ai comuni, ma soprattutto anche per prendere spunto di come si può utilizzare un piano di comunicazione anche all'interno della vostra organizzazione. Allora, vi faccio vedere, senza togliere troppo tempo, vi faccio vedere le clip che abbiamo, magari ve ne faccio vedere solo qualcuna e non tutte quante, se no stiamo qua troppo tempo. Allora, appunto, abbiamo il Fondo Innovazione e l'accordo con l'Università di Padova. Abbiamo fatto una clip riassuntiva che fa vedere un po' i servizi, quelli che abbiamo individuato secondo le nostre statistiche, che sono quelli che i comuni utilizzano di più, che hanno di più. Ve la faccio vedere così capiamo. Ecco qua. Eccolo qua. E noi abbiamo ripreso, se vedete il tema, sempre pagamenti online, comodo, facile e sicuro, che sono le 3 parole chiave che avevamo individuato proprio con la rete dei comunicatori, perché ci sono cose più importanti che fare la fila, in quanto, se vi ricordate, chi ha partecipato ai laboratori precedenti, dovevamo utilizzare anche un tono un po' ironico. E abbiamo fatto questo riassunto di questa clip che appunto sono i servizi quelli più utilizzati. Dopodiché ne ho un'altra, ecco qui, quello dell'università. Vi faccio vedere cosa hanno, questo è simpaticissimo, ne abbiamo selezionati un paio chiaramente, 150 studenti ne hanno prodotti tantissimi di video e vi faccio vedere il tono invece utilizzato dai ragazzi dell'università. E questo qui era il video fatto dai ragazzi dell'università e poi ce ne sono altri e vi faccio vedere gli altri che sono le clip fatte che abbiamo fatto per Appio, Speed e Bollo Auto, poi ne arriverà qualcun'altra che è fascicolo sanitario e Speed. Allora, vi faccio vedere questa dell'Appio che poi sono uguali per gli altri. Ecco, questa, come vedete, è sempre grazie all'Appio, puoi ricevere sul tuo smartphone le notifiche relative a tutti i pagamenti della pubblica amministrazione. Chiaramente queste
questi video alcuni video sono fatti più verticali, in senso che comunicano il servizio, altri potrebbero essere utilizzati secondo noi dai comuni, tipo questa dell'app Io, potrebbero essere utilizzati dai comuni magari a livello anche di acculturazione digitale. Non voglio dilungarmi troppo perché altrimenti non rimaniamo nei nostri tempi, e lascio a Francesca che vi spieghi esattamente in maniera più dettagliata come funziona, come si redige un piano editoriale, e poi dopo l'intervento di Francesca, magari tutti assieme, proviamo appunto con questi video che abbiamo, con questo materiale, proviamo a fare una riflessione per il mese di maggio, di provare a compilarlo assieme. Buongiorno a tutti, io sono Francesca, mi presento, sono social media manager di un'agenzia qua di Padova, di VG Italia, e do supporto alla comunicazione principalmente social di Agenda Digitale del Veneto. Vi condivido una presentazione anch'io in cui andremo a vedere appunto le caratteristiche e le linee guida principali che servono per appunto strutturare un piano editoriale efficace e strategico. Allora, eccolo qui, dovreste vederlo tutti. Allora, il piano editoriale è molto importante perché ci permette di organizzare e pianificare la pubblicazione dei nostri contenuti, che possono essere social, ma si può creare anche un piano editoriale, per esempio per le newsletter, quindi le email, degli appunto articoli news su alcuni blog, sui siti e quant'altro. Quindi ci permette di pianificare. Cos'è, a cosa serve? Sostanzialmente è un vero e proprio documento che in realtà può essere creato su file, insomma, a proprio piacimento. Noi per esempio utilizziamo dei file Excel, che vedremo anche successivamente, ma può essere creato in realtà anche per esempio su un foglio Word. Comunque quello che importa è riuscire a creare un calendario, ok? Quindi una programmazione che noi per esempio solitamente facciamo di mese in mese per riuscire poi ad avere anche dei contenuti nuovi e freschi che altrimenti programmando magari a distanza di 3 mesi diventerebbero un po' complicati appunto da anticipare, da prevedere. E quindi è questo file, questo calendario in cui imposteremo la data di uscita del contenuto, il canale, quindi per esempio dopo vedremo, noi lo faremo più specifico appunto sui social network, può essere per esempio Facebook e LinkedIn, che sono i due canali che anche con Agenda Digitale noi utilizziamo principalmente. L'anteprima, diciamo, del contenuto, quindi una breve spiegazione che subito a colpo d'occhio, anche visto da esterni, può essere insomma di riferimento, l'immagine grafica o l'anteprima per esempio di un video e poi la parte descrittiva, quindi di copy, che sarà di accompagnamento poi al contenuto grafico o video. Questo è estremamente importante perché, come detto prima, ci permette di pianificare e avere una visione completa del mese successivo che noi andremo a programmare e quindi visionare che tipo di presenza avremo nel mese successivo e a controllare che ci sia anche una costanza programmata. La parola d'ordine nel momento in cui si parla di piano editoriale, ma in realtà un po' nella comunicazione generale, è strategia. È importante definire prima di partire una strategia ideale da tenere come riferimento nel momento in cui poi si andrà a creare tutto il piano concretamente editoriale. Quindi per avere dei contenuti di successo è necessario porsi in primis alcune domande che adesso vediamo insieme. La primissima è quella, dobbiamo chiederci chi siamo, quali sono le caratteristiche del nostro ente, quali sono i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza sui quali noi possiamo far forza. Quindi prima di tutto appunto dobbiamo fare un'analisi su quella che è la nostra attività,
capire su cosa possiamo far leva e come, senza essere a conoscenza effettivamente di tutte le caratteristiche che ci appartengono, diventa poi difficile e anche un po' rischioso andare a creare dei contenuti. Successivamente poi, dopo aver guardato internamente chi siamo noi, dobbiamo guardare anche chi c'è intorno, chi rappresenta sempre un altro ente molto simile al nostro, come il nostro, come si comportano, che tipo di comunicazione utilizzano. Questo è importante perché in primis ci permette di avere una visione generale del nostro mondo e successivamente poi ci permette anche di capire su cosa spingere, diciamo, per anche identificarci, per magari trovare delle caratteristiche che i nostri competitors non utilizzano, non sfruttano. E quindi questo ci serve appunto per riuscire a capire come differenziarci e come dare anche qualcosa in più che gli altri non danno. E poi, importantissimo, chi è il nostro target? A chi vogliamo comunicare? Qui va fatta appunto un'analisi anche psicologica, ok, del nostro utente. Quindi per creare poi un contenuto efficace che effettivamente abbia un senso, è importante capire a chi stiamo comunicando, cioè cosa può essere interessante per il pubblico che legge le mie notizie. Senza capire chi è il nostro pubblico, anche qui rischiamo di magari spendere tantissimo tempo nel creare dei contenuti che poi di fatto non hanno interesse per chi ci legge. Quindi importantissimo da tenere sempre a mente. E poi ci chiediamo qual è il nostro stile di comunicazione oppure che stile di comunicazione vogliamo dare. Allora, sappiamo che parlando di contenuti parliamo di creatività. Con creatività non intendiamo magari il lampo di genio dove si crea un post super originale o alternativo al massimo. Con creatività intendiamo quell'immagine che noi diamo al nostro ente, al nostro comune. Ok? Quindi per esempio può esserci una grafica anche semplicissima che però con il tempo, con la costanza e con la coerenza appunto nei diversi contenuti ci caratterizza, quindi diventa il nostro stile comunicativo identificativo. Dopo aver fatto questa analisi iniziale, possiamo iniziare a scegliere i contenuti da utilizzare. Allora, i contenuti, specialmente sui social network, devono essere interessanti. Poi, soprattutto al giorno d'oggi, sappiamo che gli utenti hanno un'attenzione bassissima. Tendiamo tutti a scorrere con il dito sul telefonino o con il mouse sempre più velocemente. Quindi deve essere un contenuto interessante. Per creare dei contenuti che appunto rispecchino gli interessi degli utenti, un contenuto può avere, come vedete, una di queste tre funzioni. Informare, quindi comunicando delle notizie, delle news esclusive o comunque poco conosciute che possono appunto dare un'informazione utile a chi la legge. Attenzione assolutamente alle fake news. Quindi mi raccomando, se ci sono appunto delle novità, verificare sempre la fonte o comunque confrontarsi con qualcuno per avere la conferma. Un altro obiettivo che può avere un contenuto è quello di divertire. Anche questo è un obiettivo un po' difficile, nel senso che essendo comunque pubblica amministrazione il divertire diventa un po' difficile, però possiamo, diciamo, anche prendendo in considerazione per esempio le clip viste prima con Ilenia, creare delle infografiche dinamiche diventano dei video sì informativi, però con una nota molto più leggera, molto più amichevole. Quindi se noi stiamo parlando dei cittadini che
possono essere appunto persone normali, creare dei contenuti anche meno impegnativi possono riscuotere molto più successo e molto più interesse. Un altro obiettivo è quello di emozionare. Al giorno d'oggi e sempre di più l'emozionalità viene sempre più premiata. D'altronde siamo esseri sociali, animali sociali, quindi abbiamo bisogno della relazione e dell'emozione. Quindi anche sui social è importante utilizzare dei contenuti che possano stimolare proprio i sentimenti umani, l'emozionalità. Questo si può fare in diversi modi. Si possono sfruttare magari dei video con più pathos, ma semplicemente anche magari strutturando delle descrizioni, quindi di accompagnamento a delle grafiche o a delle semplici fotografie magari di alcuni eventi, ponendo una nota molto più intima, più emozionale. Quindi facciamo un esempio: se abbiamo delle fotografie di un determinato evento che è stato fatto, si possono postare le fotografie e nella descrizione, invece di scrivere un semplice grazie a tutti per aver partecipato all'evento, magari aggiungere delle considerazioni personali e un po' più intime che possano mettere molto più in collegamento, in relazione l'utente con il comune che pubblica il contenuto. Quindi l'emozionalità riveste sempre più importanza. Poi molto importante, parlando appunto di contenuti, quindi principalmente poi nei contenuti grafici o video, è la coerenza grafica. Se noi abbiamo per esempio una pagina social in cui dentro ci sono tantissimi contenuti tutti diversi, tanti post con tante grafiche diverse, si crea un po' un caos. Allora, nel momento in cui magari ricondividiamo dei post pubblicati da altre pagine, si può fare. Però nel momento in cui andiamo a creare in primis, cioè da noi, dei nuovi contenuti, è importante mantenere una linea grafica, una linea di immagine che sia poi coerente nel tempo. Questo perché? Perché così nella mente dell'utente, del nostro pubblico, nel momento in cui poi vedrà un contenuto che nel corso del tempo ha sempre mantenuto una palette cromatica, alcuni font di riferimento, istintivamente ci sarà la correlazione. Quindi questo post ha queste caratteristiche, allora è di. Per esempio, se voi vedete anche la pagina Facebook di Agenda Digitale del Veneto, potete vedere come manteniamo sempre la stessa palette cromatica, sempre per esempio i due loghi, uno in alto a destra e uno in alto a sinistra della regione di ADV, gli stessi font, questo per mantenere appunto una comunicazione lineare e identificativa fin dal primo impatto visivo. E così rafforziamo anche la nostra immagine. Allo stesso tempo, se uno accede semplicemente, per esempio, alla pagina Facebook, vedrà di conseguenza una pagina molto più ordinata, molto più pulita e molto più facile da leggere. Come detto prima, l'emozione è sempre più importante, quindi ricordiamoci di dare importanza alle relazioni. Le relazioni ci permettono di umanizzare la nostra attività, il nostro ente. È vero che appunto dobbiamo informare, quindi si possono tenere dei termini anche più professionali, più specifici in alcuni ambiti per comunicare alcune informazioni, però è importante lavorare anche sulle relazioni digitali. Questo si può fare, ad esempio, tramite l'utilizzo di tag, che sono appunto quando mettiamo la chiocciola, scrivendo il nome per esempio dell'ente collaboratore oppure delle persone che hanno partecipato a un determinato evento, e questo permette di mostrare al nostro pubblico che c'è questa interazione, ok, tra noi e i nostri collaboratori,
e inoltre permette di ampliare la rete, perché taggando anche il pubblico dell'altro ente o dei nostri collaboratori hanno la possibilità di vedere i nostri contenuti, quindi ha una duplice funzione. In questo modo appunto sappiamo che il web è costituito da una rete, ok? Siamo tanti utenti collegati tra di loro, e allora noi giochiamo, sfruttiamo questa importanza, queste relazioni anche nel digitale tramite questi strumenti che ci cioè che ci forniscono le piattaforme stesse. Quindi appunto non dimentichiamoci la possibilità di interagire con i nostri collaboratori. Io ho finito, sono stata abbastanza breve, se avete domande sono... Grazie Francesca, sei stata breve però precisissima, direi. Bene. Io proporrei che, visto che insomma manca 20 minuti e possiamo iniziare proprio la parte operativa, quindi magari ci presentiamo, visto che non siamo in tantissimi, possiamo anche presentarci, perché che vediamo in chat, Rita Dal Santo, un consiglio per sì, ti hanno fatto una domanda, un consiglio per intercettare le fake news, dice Rita. Allora, sicuramente verificare le fonti, quindi se troviamo per esempio un articolo sul web, andiamo a fare delle ricerche sull'ente o su chi ha pubblicato quella determinata informazione. Se è appunto una testata giornalistica riconosciuta che è risaputo insomma che comunica informazioni veritiere, allora quella la si può ricondividere. Se invece abbiamo dei sospetti su appunto chi ha pubblicato l'informazione, questo succede per esempio moltissimo poi anche con le ricondivisioni. Tante volte magari ci capita di vedere dei post condivisi da più persone a catena. Ecco, se ci succede, se abbiamo il dubbio, magari cerchiamo di risalire alla fonte iniziale e verificare. È un lavoro un po' magari dispendioso che richiede tempo, però è importante, soprattutto in ambiti come questi, insomma, in cui dobbiamo mantenere una certa credibilità e professionalità. Quindi il mio consiglio è fare sempre una ricerca della fonte che sia affidabile e veritiera. Ok, un'altra... Ci sono domande, Francesca? Un'altra. Allora, un consiglio sulla gestione dell'interazione con gli utenti, specie nei commenti negativi. Necessaria sempre una risposta? Allora, quello che diciamo sempre anche noi in agenzia, anche magari con i nuovi arrivati, è sempre importante rispondere. E anzi, in realtà un commento negativo, se ben risposto, può valere molto più di una buona recensione. Questo è uno dei nostri mantra in agenzia. Ovvio che bisogna dare una risposta molto assertiva, dobbiamo mantenere una comunicazione assertiva anche alle risposte negative. È una cosa un po' difficile perché ve ne parlo anch'io per esperienza, capita a volte che ci siano dei commenti molto negativi, a volte anche aggressivi, tra l'altro senza alcuna base, senza nessun contesto effettivo che insomma vada a supporto del commento negativo, però è molto importante perché gli utenti, è un po' brutto da dire, però siamo persone, quindi piace anche questo, agli utenti se c'è il dibattito, anche negativo, ci sono molto più attratti, quindi sicuramente andranno a leggere magari botte e risposta. Quindi si cerca appunto di rispondere in modo più assertivo possibile, dando magari delle spiegazioni o delle giustificazioni, però sì, è sempre bene rispondere anche ai commenti negativi. Beh, io non vi racconto come abbiamo risposto ai commenti quando abbiamo fatto la campagna per i pagamenti.
quelli era un argomento abbastanza ostico, un po' difficile, e chiaramente ci sono arrivati anche a noi commenti che non erano proprio dai toni morbidissimi e buoni, ma abbiamo, come dice Francesca, sempre tenuto una risposta, e tant'è che magari sfruttavamo il commento negativo per rimandarli magari alla nostra pagina di informazioni, dove dentro avevamo scritto tutto quanto, spiegavano le commissioni, spiegavano tutto. Io proporrei, se dite, ok, grazie Federica. Grazie Federica. Proporrei magari che condividiamo il piano editoriale vuoto, e così Sì. proviamo assieme a loro. Nel frattempo vedo che c'è anche Michela, che ha seguito quasi tutti i nostri webinar e ci ha dato una mano, insieme ad altri, una mano proprio a fare la campagna dei pagamenti, mi ricordo benissimo. Quello che volevo chiedere io invece ai comuni nel frattempo, se voi utilizzate già il piano editoriale oppure è la prima volta come strumento, se qualcuno lo utilizza. Beh, se posso intervenire, noi siamo della Camera di Commercio Sì? di Treviso, Belluno. Noi abbiamo un piano editoriale, però non sviluppato per contenuti. Infatti era una domanda che mi era sorta proprio in questo momento. È invece sviluppata per scadenze, nel senso che la nostra newsletter viene inviata mensilmente e quindi abbiamo la scadenza, anzi non esattamente, viene inviata con l'aggiornamento degli indici Istat, più o meno arriva a metà mese, insomma, o qualche giorno dopo. E accanto a questa abbiamo un calendario editoriale invece per le campagne che facciamo con il nostro CRM, e quindi naturalmente quelle seguono un po' le necessità, perché si tratta di eventi, di convegni o di corsi, seminari, iniziative. Però effettivamente lo abbiamo fatto proprio per la necessità di coordinare diciamo, la comunicazione esterna, per non oberarla, perché tante volte ci sono troppe cose tutte nello stesso momento, e quindi questo calendario editoriale è stato condiviso con i colleghi che lo possono consultare, e poi naturalmente viene coordinato da noi dell'URP in base a valutazioni che facciamo sulla opportunità o meno di diciamo, distribuire nel tempo le campagne. Abbiamo la possibilità anche di uscire nel fine settimana pianificando diciamo, l'invio di queste mail massive, quindi un minimo insomma, di piano editoriale c'è, e lo stesso con i social, però sempre. Ecco, la nostra è un'organizzazione più per scadenze che per contenuti, quindi volevo capire quale fosse la differenza, nel senso che noi non siamo in grado di stabilire un contenuto e di uscire con quello, ma diciamo seguiamo le date, ecco, le scadenze anche per gli adempimenti della Camera di Commercio, quindi c'è la fase in cui c'è il pagamento del diritto annuale, la fase in cui ci sono le scadenze, presentazione bilanci, la fase in cui magari vogliamo evidenziare più il cassetto digitale dell'imprenditore, oppure insomma altri servizi che possono essere interessanti. Quindi noi andiamo più per scadenze che per contenuti. Ecco, ringrazio e saluto Ilenia. Che sì. non ci siamo mai viste di persona. No, di persona no. Chissà, chissà. Prima o poi lo faremo. Sì, dai. Bene, quindi ecco, volevo capire qual è la strategia che può seguire invece sul contenuto invece un ente pubblico come il nostro, insomma, che invece è, ha le scadenze dettate appunto o da date, eventi o da adempimenti. Ecco, vi ringrazio anche Francesca. Grazie mille a te. Allora sì, in realtà il piano editoriale si può fare anche sulle scadenze, nel senso che poi ovviamente va adattato ai propri bisogni, alle proprie necessità.
Quello che mi verrebbe da dire è che appunto magari sapendo che in quel mese c'è quella determinata scadenza, si può magari integrare con dei contenuti di natura magari o più di curiosità o sempre di informazione che siano comunque collegate poi a quell'informazione che voi darete nel momento della scadenza, in modo tale da creare anche un piccolo storytelling, se vogliamo chiamarlo così, riguardante quel tema lì. Quindi se c'è quella scadenza, se c'è quell'uscita che la spedite tramite email, giusto, newsletter, magari associare una newsletter precedente, per esempio la settimana prima, informativa, che in quella determinata data arriverà quella newsletter con quelle informazioni, e una successiva che possa, non so, dare degli input per integrare le informazioni riguardante la newsletter inviata il giorno della scadenza. Poi ovvio che sulla base del contenuto specifico lì si può pensare a come strutturarlo, nel senso che non è obbligatorio creare sempre gli stessi step, va un po' a seconda anche del bisogno e del tema dell'informazione. Però anche lì, per esempio, se sui social, se voi utilizzate molto questa newsletter per dare le informazioni a seconda delle scadenze, si possono fare dei contenuti invece che invitino gli utenti a iscriversi alle newsletter per ricevere queste informazioni. Quindi sui social si può fare appunto un tipo di comunicazione più di invito, magari dando appunto delle pillole di curiosità riguardante poi ai temi che verranno trattati tramite le newsletter, per incentivare così il canale di email che voi mandate. Poi sui social comunque, come dicevo prima, avendo la possibilità di sfruttare diverse tipologie di contenuti, quindi ci sarà sicuramente quello informativo, però anche giocare appunto su uno scambio con il pubblico, con i cittadini, quello rafforza anche il rapporto che c'è con il nostro pubblico. E quindi io sì, vi consiglierei di sostenere quello che riguarda il tema dell'informazione che ci sarà poi nelle newsletter, e invitare, se è appunto uno strumento, un canale che voi utilizzate molto, invitare sempre tramite i social a iscriversi alle newsletter. Guarda, ti dice anche Valerio, che vedo che poi dobbiamo passare al piano editoriale di Fondo Innovazione, se no il tempo scade, non ha mai usato il piano editoriale, però ci chiede se la newsletter via email ha ancora una buona efficacia. Allora, volevi rispondere? No, prego. Assolutamente sì. E anche, scusami, Rita ci dice anche, aggiungendo appunto quello che dice Valerio, qual è il periodo ideale di emissione di una newsletter. Poi sai che noi con un'agenda digitale facciamo le statistiche, quindi facciamo anche noi prove. Esatto. Allora, il mondo della comunicazione, il mondo del marketing in generale, quindi della comunicazione che ne fa parte, è fatto di test. Se non partiamo a fare dei test, se non si partono a fare dei test, non abbiamo dati da analizzare, quindi non possiamo vedere, per esempio, qual è l'orario migliore, qual è il giorno migliore per il nostro pubblico, che appunto è più efficace. Io consiglio appunto di partire analizzando dei dati, o comunque di partire a fare dei test e successivamente analizzare dei dati, e sulla base di quei dati poi capire cosa è meglio fare piuttosto che evitare, ecco. Poi ovvio che per esempio se c'è una scadenza, lì non è che ci sia molto da fare, perché se si sa che quel giorno deve uscire quella determinata mail, ovviamente non... Però facendo comunque dei test e vedendo le differenze di giorni, di orari, si può spingere appunto sui dati
che funzionano, che sono migliori. Magari potremmo pensare di fare anche un prossimo webinar, mi sta venendo in mente adesso in base alle vostre domande, anche sulla newsletter e come estrapolare le statistiche, cioè, Sì? e poi magari provare a fare un piano. E giustamente dice Rita, sempre ci sono delle newsletter che hanno una frequenza tale che le ho eliminate, troppo seccanti e prive di reali contenuti, ahimè, questo è un problema che tocca a tutti comunque. Sì. Siamo sempre alla ricerca di contenuti, come diceva Francesca prima, informare, divertire ed emozionare, ahimè. Poi anche per quanto riguarda le newsletter, qui sarebbe da aprire un ulteriore capitolo. Ci sono dei percorsi che vengono chiamati funnel, ok? Che quindi possono accompagnare l'utente, quindi tramite per esempio 3 mail, ok? A fare una determinata azione. Quindi ogni mail avrà un invito diverso per portare poi l'utente a fare l'azione da noi prefissata per compiere il nostro obiettivo. Non mi dilungo troppo perché sennò... Apriamo un altro fronte. Esatto. Esatto, e Michela dice che è mensile, contiene bandi, contributi e servizi digitali utili e anche gratuiti che tanti utenti non conoscono, certo, mi sembra un ottimo, anche noi più o meno, no? Tariamo Esatto. la nostra newsletter in questo. Allora, quello che vedete qui sotto, che è il piano editoriale che utilizziamo io e Francesca, che ce lo scambiamo, e pian pianino con le nostre scadenze, come diceva Michela prima, piuttosto che con i nostri contenuti che abbiamo del mese, cerchiamo di programmarlo. Viene diviso in data, quindi prepariamo la data, il canale, quindi noi utilizziamo, prima c'era una domanda che quali sono secondo voi i canali social che vengono utilizzati di più dalle pubbliche amministrazioni. Noi come agenda digitale utilizziamo molto LinkedIn e Facebook. Twitter noi non ce l'abbiamo, cioè sì, però l'abbiamo un attimino in stand-by perché vedavamo che veniva utilizzato tanto troppe poche paroline da mettere e quindi era difficile far passare un concetto, soprattutto quando parli di servizi digitali, che insomma spiegarli diventa un po' più complicato. E poi abbiamo notato che valeva tantissimo per i giornalisti. Cioè noi ci seguivano in Twitter solamente le persone che poi dicevi che c'era una conferenza stampa. Altrimenti se era a titolo informativo non molto. Quindi Facebook, chiaramente che non possiamo non esserci, e LinkedIn. Esatto. Poi va molto anche, come dicevo prima, in base al nostro target, al nostro pubblico di riferimento. Quindi se appunto il nostro pubblico è di tipo politico, allora ok, Twitter va benissimo. Se invece sono i cittadini, dobbiamo chiederci quali sono i social più utilizzati dai cittadini che ci seguono e allora lì si sceglie il canale. Insomma, Facebook è quello che va sempre. Se per esempio c'è un ramo anche di cittadini molto giovani, lì io consiglierei anche Instagram, ad esempio. Quindi magari integrare una comunicazione anche su Instagram, magari con dei contenuti un po' più leggeri, se si può dire così, oppure più di curiosità. Ricordiamoci sempre a chi stiamo parlando e tariamo la comunicazione in base a chi ci ascolta. Comunque anche noi come agenda digitale, poi passiamo al piano, e facciamo anche noi tante prove, come diceva Francesca, e la nostra strategia, che è il pilastro chiaramente, viene fatta su statistiche. Cioè non è che in base a quello che ci piace, a quello che non ci piace, ai contenuti che abbiamo, che non abbiamo, ma viene fatta su statistiche, quindi vedere il nostro pubblico target, che magari per agenda digitale, Regione Veneto, sono più le pubbliche amministrazioni che i cittadini, piuttosto che gli orari, piuttosto se la newsletter va settimanalmente, piuttosto che mensile. Facciamo anche noi delle prove e poi in base alle statistiche elaboriamo la strategia. Per esempio Facebook fornisce tantissimi dati, cioè si possono vedere appunto tutti i dati demografici di chi interagisce o il pubblico maggiore che segue la pagina, gli orari, come abbiamo detto prima, le aree geografiche, quindi in che zona effettivamente il contenuto è più efficace, quindi fornisce tantissimi dati che poi anche sulla base dell'esigenza vanno visionati
e da lì appunto si traggono alcune conclusioni. Quindi questo è appunto il piano editoriale che magari ve lo facciamo avere, così potete prendere spunto per compilarlo, il canale appunto che viene utilizzato, la tipologia di contenuto, cioè noi lo dividiamo per ad esempio pagamenti digitali piuttosto che MyPortal, lo dividiamo per argomento, il copy lo scriviamo già e l'immagine, quella è l'immaginina grafica che noi facciamo già. E io ti chiederei, Francesca, visto che, che giustamente ci siamo più confrontati, se puoi condividere quello che noi abbiamo già fatto ieri, io e te, perché con Francesca, in base ai contenuti che abbiamo, i video dell'Università di Padova e Fondo Innovazione, abbiamo provato a metterci, a far finta di essere un comune, a metterci dalla vostra parte e dire, vediamo se può essere utile questo materiale. Magari lo leggiamo assieme, così ci dite anche voi qualche spunto o riflessione e vediamo cosa fare. Completo allora. Sì, nel frattempo Valerio, in un ente medio piccolo è ipotizzabile gestire una newsletter via WhatsApp condividendo una landing page. Ok, allora quindi condividendo l'URL che riporta alla landing page. Beh, se comunque il contenuto è ritenuto interessante e valido, assolutamente sì. Adesso sì, come canali si utilizzano moltissimo appunto WhatsApp e anche Telegram, i gruppi Telegram, anche quelli stanno prendendo sempre più importanza. Quindi assolutamente sì. Di solito l'URL mette già un'anteprima grafica, altrimenti si può creare, diciamo, ex novo, aggiungere una piccola descrizione se si vuole personalizzare e poi incollare l'URL che se cliccato riporta direttamente alla landing page. Quindi se il nostro pubblico è un pubblico che utilizza questo tipo di canale, ben venga. La comunicazione multicanale è sempre proficua, quindi se noi utilizziamo diversi canali, meglio è, perché abbiamo modo di raggiungere gli utenti da più punti. E quindi anche noi nelle nostre strategie lavoriamo su appunto una comunicazione multicanale. Anche con ADV appunto abbiamo una newsletter, abbiamo gli inviti, quindi tramite invio semplice di PDF, programmi, eccetera. Abbiamo i social. Ci sono diversi canali, ovviamente coerenza grafica su tutti per sostenere l'identità, però io sono molto favorevole anche all'utilizzo, soprattutto ultimamente, di WhatsApp e Telegram. Guarda, se poi non ricordo male, su altri webinar che abbiamo fatti, sempre con la rete dei comunicatori, tanti comuni utilizzano, perché è immediato, no? Utilizzano il canale Telegram e WhatsApp. Vabbè, tornando al nostro piano editoriale, questa è una tipologia che abbiamo provato a fare ieri io e Francesca, mettendovi appunto dalla parte del comune e pensando a cosa potreste dire in base anche ai video che abbiamo noi come agenda digitale. Abbiamo programmato, allora, vabbè, noi abbiamo scritto Facebook e LinkedIn, ma ognuno poi lo mette nel proprio canale, Esatto. Abbiamo scritto, intanto facciamo un post di acculturazione, cioè spieghiamo che cos'è il fondo innovazione, quindi anche noi del comune X abbiamo aderito e beneficiato del fondo innovazione grazie alla collaborazione con l'agenda digitale, abbiamo provato a scrivere questo post che è un pochino più informativo e come vedete vi abbiamo già fatto anche un'immaginina grafica che è verso la digitalizzazione con il fondo innovazione. Poi chiaramente voi potete, noi ve le diamo ed è ovviamente personalizzabile sia il copy che anche la parte grafica. Sì, può essere anche semplicemente preso di esempio e poi ricreato in un altro modo. Esattamente. Poi abbiamo fatto quello di MyPay, non l'abbiamo messo. Saltiamo. Esatto, e abbiamo parlato appunto della collaborazione che è stata fatta con l'Università di Padova. Questi sono i primi... Scusa? No, questi sono i due post, secondo noi, per iniziare il mese di maggio
o quello che sarà, insomma, per iniziare a parlare appunto di cosa andremo a fare durante il post dopo. Quindi qua abbiamo scritto noi, pubblica amministrazione, assieme a 150 studenti con creatività, idee e competenze, un connubio vincente. Abbiamo spiegato un pochino che cos'è il percorso e cosa è stato realizzato. Qui la grafica non ce l'abbiamo perché noi abbiamo messo come agenda digitale il premio che hanno vinto. Poi magari volevamo sentire anche voi se dopo potrà essere utilizzato, vi possiamo anche creare una grafica ad hoc. Esatto, sì, questa qui in realtà è l'anteprima appunto del video che c'è presente anche su YouTube, che ha mostrato prima Ilenia. Quindi ovviamente poi va personalizzato, insomma, per... Certo. E dopodiché, se non ricordo male, dovremmo andare a... Esatto, proprio a far vedere, dopo questi 2 post introduttivi, abbiamo cominciato a far vedere proprio i video. E c'è quello generale, quindi questo qua è sempre di acculturazione e quindi grazie ai servizi digitali puoi pagare le scadenze online e c'è il link al video di canale YouTube. Questo è di agenda digitale, ma poi se lo volete mettere, embeddare dentro il vostro sito, per noi va benissimo. Per non annoiare, giusto Francesca, per essere non parlare sempre dello stesso tema, poi siamo passati a far vedere un nuovo video vincitore. Come vi ha detto Ilenia inizialmente, ne sono stati premiati 5, se non sbaglio, ognuno con appunto una caratteristica diversa. E quindi anche noi, per esempio, come agenda digitale, li abbiamo alternati nel corso del piano editoriale, appunto per non stancare l'utente sempre con gli stessi, e anche alternandolo si può riprendere, per esempio, come abbiamo scritto qui, il fatto della collaborazione e poi rinviare l'utente verso YouTube per vedere il video completo. Esatto. E ritorniamo dopo, appunto. Noi solitamente facciamo 2 post minimo a settimana. Esatto. Quindi abbiamo cercato di riempire il mese di maggio così. E ritorniamo all'app Io, quindi al video dell'app Io, dove grazie alla piattaforma regionale, vabbè, MyPA, chi non ha il MyPA chiaramente può scrivere semplicemente come servizio di acculturazione dell'app, dei servizi digitali, e link all'app Io, e così via. Siamo andati avanti a riempire il mese con appunto facendo una volta il video dell'Università di Padova e una volta quelli di Fondo Innovazione. Esattamente. Poi cerchiamo comunque... Scusa Ilenia. No, niente, poi abbiamo Speed, appunto, che può essere sempre servizio di acculturazione digitale. Esatto. Cerchiamo comunque anche nel copy, come vedete per esempio qui, di diversificare un pochino, cioè non copia e incolla di quello precedente. Cerchiamo magari di andare più nel focus, quindi in questo caso ad esempio che abbiamo come tema lo speed, abbiamo messo quali sono i vantaggi che offre lo speed, perché magari per noi sono scontati, ma per chi ci legge non è detto lo siano. Quindi andiamo a cercare quelle caratteristiche che dicevo prima possono essere interessanti per chi vede il contenuto, e anche cioè più interessante è un contenuto, più è facile anche la ricondivisione degli utenti di quel contenuto e quindi un nostro aumento di visibilità. Quindi ricerchiamo sempre delle caratteristiche legate a quello specifico tema, da dare come plus. E poi qua torniamo. Ok, sempre ancora video, e sono, mi sembra, 5 sono 10, sono esatto. 5 e 5. 5 i video del... Ci scrive Rita: il passo successivo del piano editoriale c'è un automatismo app programma tale per cui si identificano i canali di comunicazione come Facebook e Instagram, questi si compilano in automatico e la fase successiva è manuale. Allora, su Facebook non c'è la possibilità di integrare il piano editoriale all'interno, va fatto sempre manualmente, ma su Facebook c'è la possibilità appunto di programmare
i post. Quindi all'interno della pagina stessa c'è una voce strumenti di pubblicazione e lì c'è la possibilità appunto di programmarli. È una cosa che anche noi facciamo, anche perché avendo tante cose da fare è rischioso, ci si può dimenticare. Quindi c'è la possibilità. Su LinkedIn non si può fare dalla piattaforma stessa, ci sono delle piattaforme come ad esempio HotSuite che permette di avere una panoramica di tutti i canali dove da lì si possono programmare. Io la consiglio se non ci sono, se c'è diciamo un unico ente per cui si lavora. Se poi iniziano ad esserci altri, noi come agenzia per esempio, avendo anche tanti clienti, abbiamo visto che come piattaforma si crea un po' di confusione. Avendo però solamente un'attività, insomma, si può provare. Quindi sì. Ok, allora visto che il tempo ormai per noi è scaduto, perché solitamente i nostri laboratori durano un'oretta, giusto per non annoiare troppo, e vi volevo far vedere, che non vi ho fatto vedere prima, il video, quello che ha vinto dei ragazzi dell'Università di Padova come miglior video, perché credo che racchiuda la parte finale, vedrete che parla, vabbè, è specifico su un comune, ma potremmo, se dite, e potremmo tagliare l'ultima parte e magari lo potreste personalizzare. Perché secondo me racchiude tutto quello che ci ha raccontato anche Francesca e quello come strategia di comunicazione che stiamo cercando di fare, che è l'informazione del servizio digitale, ma essere anche una pubblica amministrazione vicina al cittadino. Tra l'altro vi farà anche sorridere, secondo me. Ve lo condivido e poi vi lascio, perché allora, eccolo qua. Dovrebbe essere questo. Miglior... Sì. Il comune di Casteld'Azzano ha scelto MyPay. Percorri anche tu la strada più breve. Allora, la butto la pasta? È simpaticissimo, secondo me rende perfettamente il digitale quanto possa essere ormai sia utilizzato anche da persone non più giovanissime e possa aiutarti a semplificare la vita ed è un po' il messaggio che vogliamo dare anche noi. E direi che siamo alla fine, grazie e grazie anche per gli spunti. Chiaramente vi manderò tutto quanto il materiale, il piano editoriale che vi ha fatto vedere Francesca, ve lo mandiamo vi condividiamo un link su Drive, prendete spunto dai nostri post, taggateci così vediamo anche noi che ci state taggando e facciamo più rete. No. E se avete anche bisogno appunto di questi video da personalizzare, avete delle idee insomma di quelli dell'università, magari ci scrivete una mail che vi mando subito qua in chat, così se avete altri spunti. Sì, io ne approfitto per consigliarvi, per chi appunto non ha praticità con la grafica e non ha appunto pacchetti professionali, c'è un tool che si chiama Canva, se volete ve lo scrivo in chat, se non lo conoscete, è un'ottima soluzione per creare delle grafiche carine, semplici, dà anche la possibilità di visionare alcuni modelli per prendere ispirazione e quindi insomma se avete bisogno io vi consiglio di utilizzarlo, è online, quindi basta appunto digitarlo e
e viene fuori. Grazie a tutti, speriamo di fare un incontro dal vivo prima o poi. E grazie, ci vediamo al prossimo webinar e grazie. Grazie a tutti. Ciao. È stato un piacere. Grazie, ciao.